Nuovo rinvio a Favara dei lavori del Consiglio Comunale. La seduta di prosecuzione di ieri sera, convocata in prima seduta martedì scorso, infatti, è stata aggiornata a venerdì 3 agosto alle ore 18:30. Ad Aula, Falcone e Borsellino, comunque, si è discusso di importanti problematiche legate al territorio, quali i ritardi segnalati dai cittadini dei turni di erogazione idrica, discussa aperta in aula dal consigliere MPA Paolo Alaimo, e restando in tema di carenza d'acqua dei disagi provocati al plesso scolastico di Violanda, argomento quest'ultimo oggetto di un'interrogazione del consigliere Antonio Palumbo e cui ha risposto l'assessore ai lavori pubblici Enzo Biancucci. 3 invece sono state le mozioni approvate. La prima proposta dai consiglieri Giuseppe Nobile e Giuseppe Milioti, che impegna l'amministrazione comunale a sensibilizzare gli organi preposti all'istituzione in provincia del registro dei tumori. Altra mozione approvata in aula, quella proposta dalla sesta commissione consiliare, ovvero provvedere ad istituire in città la fiera del bestiame e dei contadini. Durante i lavori la mozione, su proposta del consigliere Gianni Chianetta, è stata emendata anche con l'introduzione della voce mercato dell'usato. Attività quest'ultime che, qualora attivate dall'amministrazione comunale, avrebbero una cadenza mensile. Terza ed ultima mozione approvata, ancora proposta dalla sesta commissione consiliare, quella riguardante la predisposizione del piano di localizzazione dei chioschi sulle aree comunali. Mozione questa che ha accolto i favori dell'assessore Calogero Carlino. Altra mozione da votare in aula, quella riguardante il centro storico, ma vista la delicatezza dell'argomento, su proposta del consigliere Calogero Castronovo, i lavori sono stati rinviati a venerdì prossimo 3 agosto alle ore 18:30. In discussione restano anche la modifica ed integrazione al regolamento per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità e la discussione sulla problematica del palazzetto dello sport.